Coltivava in mezzo alle zucchine interesse circa 180 piante per un totale di 100 kg di marijuana, arrestato un 37enne a Licata per l'ipotesi di coltivazione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio che i poliziotti del commissariato di Licata hanno arrestato appunto Calogero Valoroso, agricoltore. L'uomo già lo scorso giugno era stato fermato e pizzicato per un reato analogo, era stato trovato in possesso di oltre 4.000 piantine di marijuana. Ascoltiamo adesso il vicequestore aggiunto del commissariato di Licata, Marco Alletto. Anche in questo caso, all'esito di un'attività info-investigativa, abbiamo ritenuto che il soggetto potesse coltivare illecitamente sul proprio fondo dello stupefacente e per tale ragione ci siamo portati sul posto ed abbiamo effettuato prima un appostamento e poi una perquisizione che ha avuto esito positivo, poiché all'interno di 3 tunnel abbiamo rinvenuto 180 piante di marijuana del peso complessivo di circa 100 kg. Per tale ragione ovviamente il soggetto è stato tratto in arresto e posto a disposizione dell'autorità giudiziaria in regime di arresti domiciliari. Il soggetto peraltro è conosciuto a questi uffici perché il 29 giugno scorso è già stato tratto in arresto per il medesimo reato e in quel caso furono trovate circa 4.000 piantine pronte per essere impiantate. Ovviamente questo sequestro conferma ancora una volta quanto il fenomeno della coltivazione illecita di sostanze stupefacenti sia particolarmente radicato sul nostro territorio.